Buonasera. Ho chiamato spesso maggiordomi quei politici che, a dispetto della logica e con poca onestà intellettuale, sono sempre proni e pronti nella difesa degli interessi di Berlusconi, anche quando la sua difesa è insostenibile. La reazione alla sentenza che ha condannato la Fininvest di Berlusconi a pagare 560 milioni di euro alla CIR di De Benedetti per aver scippato a quest'ultimo la Mondadori sono una testimonianza strepitosa. Si può capire la reazione della figlia di Berlusconi, Marina, attuale presidente della Mondadori, anche se affermare che la sentenza è una rapina a mano armata, un esproprio, una forsennata aggressione contro suo padre è una grossa stupidaggine. Non si può dimenticare che questa Marina Berlusconi è presidente della più grande casa editrice italiana grazie ad una sentenza figlia di una corruzione messa in atto da suo padre con la complicità dei vari previti a Campora e Pacifico che hanno corrotto il giudice Metta, Vittorio Metta, presidente di quella corte ed estensore della sentenza del cosiddetto lodo Mondadori. Ma sentire le reazioni alla sentenza di condanna dei vari Ghedini, Cicchitto, Lupi, Quagliariello, Straquadagno, Gasparri e compagnia cantando, c'è da rimanere senza fiato. Insultano senza nessuna remora il collegio giudicante della Corte d'Appello di Milano. Accusano questi magistrati di aver emesso questa sentenza per odio politico contro Berlusconi. Anche se sanno che questo processo è iniziato 20 anni fa, prima della discesa in campo politico del satrapo arcoriano. E poi leggere ciò che scrivono e dichiarano sulle questioni i vari Feltri, Belpietro, Sallustri e altri pseudo-giornalisti su quotidiani berlusconiani va oltre il limite della decenza. E qui mi viene in mente ciò che scrive Maurizio Viroli, professore di teoria politica all'Università di Princeton, sulla libertà dei servi. L'Italia è un paese libero. Se essere liberi vuol dire che né altri individui né lo Stato ci impediscono di agire come meglio crediamo. Tutti, sempre che ne abbiano i mezzi, possono scegliere l'attività che vogliono e dove abitare, esprimere le proprie opinioni, associarsi, votare per un candidato o per un altro, criticare i governanti, educare i figli in tale e in tal'altra guisa, professare questa o quella religione e non professarne alcuna. Il problema è che la libertà intesa come assenza di impedimenti non è di per sé la libertà dei cittadini, ma la libertà dei servi, dei sudditi. La libertà dei cittadini è un'altra cosa, non consiste nel non essere ostacolati e oppressi, ma nel non essere dominati, ovvero non essere sottoposti al potere arbitrario ed enorme di un altro uomo o di altri uomini. Guardiamo il nuovo corso della politica italiana. Si è affermato un potere che non è né autoritario né dispotico, ma è enorme. E anche se il potere enorme si è affermato con metodi legittimi, la sua stessa esistenza rende i cittadini servi e genera il cosiddetto sistema della Corte. Rispetto alle Corti dei secoli passati, quello che ha messo radici in Italia coinvolge non più poche centinaia, ma milioni di persone e le conseguenze sono le medesime: servilismo, adulazione, identificazione con il Signore, preoccupazione ossessiva per le apparenze, arroganza, buffoni e cortigiani. Scriveva nel 1550 su questo stesso argomento il filosofo francese Étienne de la Boétie. Eppure, vedendo questi individui che servono il tiranno per trarre vantaggio del loro potere e dalla servitù del popolo, spesso mi stupisce la loro malvagità e talvolta mi fa pena la loro stupidità. Perché, a dire il vero, avvicinarsi ad un tiranno cos'altro significa se non allontanarsi dalla propria libertà. Al tiranno non è sufficiente che gli obbediscano, devono compiacergli, rompendosi le ossa, tormentandosi e distruggendosi per curare i suoi interessi. Devono amare ciò che egli ama, sacrificare i propri gusti ai suoi, violentare la propria indole sino a spogliarsi della propria personalità. Quale condizione più miserabile del vivere così, senza avere nulla di proprio, disponendo da un altro il proprio benessere, la propria libertà, il proprio corpo, la vita stessa? In questo caso, tu, dove ti collochi? Sei un maggiordomo o sei un uomo libero? Arrivederci a mercoledì prossimo.